Una mostra che è un incontro, è un ponte tra realtà diverse, i detenuti e gli studenti. Il volontariato ci mette lo zampino. Grazie a Nadia Dell'Azeri che attraverso Pesci di Pace anche questa volta in città riesce a proporre un'occasione concreta, un dialogo tra i giovani della nostra città, le nostre scuole e le donne che sono in carcere alla Giudecca. Un'esperienza che favorisce il dialogo ma soprattutto un'opportunità per poter intraprendere un domani, una vita migliore. Mi piace moltissimo quello che è stato fatto, perché credo molto che prima di conquistare la libertà al di fuori del carcere ci sia la libertà interiore, la libertà di essere se stessi. BCC Veneta è orgogliosa di poter sostenere questa iniziativa, un'iniziativa sociale e culturale di rilevanza, direi, eccezionale. L'arte è un linguaggio universale che non ha barriere, quindi unire i giovani del mondo delle scuole dell'arte con le detenute del carcere di Venezia è un progetto, direi, di grandissimo valore, che va al di là dell'arte, ma dà un messaggio di libertà, di importanza, di fraternità. È veramente importante e siamo veramente orgogliosi di poterlo sostenere. E sono davanti al quadro che è l'insieme dei lavori fatti dai ragazzi nella scuola, che avremo il piacere di prendere anche come Fondazione Archivio Vittorio Cini e di portare a Bottega Cini. Un lavoro bellissimo, veramente forte, tra studenti delle scuole e detenute del carcere femminile della Giudecca di Venezia.